grande, dai! Eccoci qua con mister Vescelli, una vita sicuramente buona della tua squadra, un buon secondo tempo, però purtroppo non è arrivato il risultato. Ma sì, è vero, questo è vero, però siamo venuti a mancare nel primo tempo. Nel primo tempo siamo entrati in campo forse con la mentalità sbagliata e ci siamo ripresi nel secondo tempo, purtroppo non è stato, perché se eravamo entrati nel primo tempo, ripeto, con questa mentalità, con questa voglia di fare, con un po' di aggressività calcistica, molto probabilmente si poteva avere un risultato molto positivo dal punto di vista mio. Siamo giovani, siamo alle prime armi e ci va ben sperare per il futuro quello che si sta facendo fino a questo momento qui. Appunto, mi hai fatto un assist e ti volevo fare anche una domanda: come l'organizzazione dell'Osi quest'anno in tutto il settore giovanile? Ma io secondo me ci manca, se mi posso permettere di dire, una cosa sola, uno sponsor che sia all'altezza nostra, perché noi si sta facendo veramente dei grossi sforzi, dei grossi sacrifici dalla prima squadra, agli juniores, all'Under 21, tutti quanti, però diventa tutto difficile anche perché si sa benissimo, senza sponsor, senza forze anche dirigenziali, tutto un insieme di cose diventa difficile andare avanti, però noi siamo qui e sarà dura mollare perché secondo me ci sarà da vedere delle belle il futuro. Ok, speriamo che qualche sponsor ci dia una mano e ci venga incontro e contattarci. Grazie e complimenti. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua con Daniele Ballanti, sicuramente oggi il grande prestazione coronata anche da un bel gol. Come ha visto questa partita? Sicuramente con un po' di cattiveria in più si poteva raggiungere un risultato almeno positivo. Nel primo tempo non si è pressato bene e invece nel secondo siamo andati a pressare alto, gli si è dato difficoltà a girare palla e si sono visti i risultati. Soltanto si è avuto sfortuna e purtroppo hanno vinto loro. Peccato, anche abbiamo visto un paio di decisioni arbitrali, ci poteva essere un altro tiro libero che Meccariello lo poteva trasformare, però purtroppo va bene, il risultato è andato così. Un'altra domanda ti volevo fare: quest'anno ti stai allenando con la prima squadra, com'è giocare con giocatori del calibro di Manuel Moro o Maurizio Conte? Tanta roba, perché con loro mi sento più sicuro e mi danno sicurezza anche loro e gioco meglio nell'Under 21 anche per merito loro. Ok, grazie Daniele Ballanti e complimenti. Grazie a te.